Ben ritrovati alla rubrica settimanale Qui Udine. La Giunta Comunale dice basta al grigiore dei condomini all'ingresso nord della città e punta sul verde e lo sviluppo sostenibile. La Giunta ha approvato le linee guida per il recupero dell'area ex Bertoli. Niente più torri all'ingresso nord di Udine. La Giunta ha approvato la delibera che detta le nuove regole per il recupero dell'area ex Bertoli dopo l'attuazione degli interventi di bonifica della zona. La superficie commerciale non dovrà superare 3.900 metri quadrati, mentre ristoranti e uffici avranno a disposizione 5.500 metri quadri. Sono previsti spazi dedicati a sale polifunzionali per attività culturali, ricreative, di intrattenimento e ad attività ludico-sportive e un parco pubblico da 60.000 metri quadri, ridotte a poco più di 10.000 metri quadri le superfici da destinare alla residenzialità. Onde evitare di ripetere l'errore di tanti anni fa, nella convenzione urbanistica che verrà poi stipulata, nella nuova, verranno inserite delle prescrizioni, innanzitutto la realizzazione del parco verde, piuttosto che il completamento dell'intera bonifica, non solo quella che vediamo visivamente, ma anche nel sottosuolo. Inoltre abbiamo aspettato e ricevuto positivo il parere della sovrintendenza, inoltre abbiamo ricevuto anche l'adeguamento delle polizze fideiussorie. Ricordo che attualmente c'è una procedura di concordato preventivo e quindi il commissario giudiziale che darà impulso alla nuova asta. Chi sarà interessato ad acquistare quest'area sa anche cosa potrà realizzare. Abbattere le barriere architettoniche con ogni mezzo è quanto auspica l'amministrazione comunale di Udine, che in questi giorni ha definito interventi specifici su palazzine abitate da persone con problemi di motricità. Tra questi l'ascensore esterno in vetro. Abbattimento delle barriere architettoniche, quanto intende fare l'amministrazione comunale di Udine con interventi specifici in 3 case in cui abitano persone con problematiche e in modo particolare in via Sabadini. Sì, in via Sabadini siamo proprietari di alcune palazzine, sono in pratica 3 piani, dove abitano persone che hanno dei problemi, insomma. Allora per agevolare la residenza di queste persone abbiamo deciso di dotare alcune abitazioni con l'ascensore. Dovremo fare un ascensore esterno, questo è il progetto, e superare poi all'interno anche le barriere architettoniche, nel senso che chi è in carrozzina dovrà passare uscendo dall'ascensore anche attraverso le porte dell'abitazione, quindi molte porte verranno allargate per permettere il passaggio della carrozzina. È un lavoro che ci impegna per 190.000 euro, però riteniamo che sia importante dare un segnale a coloro che hanno problemi di disabilità per poter vivere con più serenità all'interno di questi locali che, ripeto, sono di proprietà comunale e sono concessi a queste famiglie a prezzi molto agevolati. Cresce il numero di studenti udinesi che aderiscono al progetto del Comune per individuare i disagi del post-pandemia e aiutare chi ne soffre a superarli. Con noi c'è anche Giovanni Barillari, che è assessore all'assistenza alla sanità. Parliamo di giovani. Sì, è un progetto che riguarda il recupero, diciamo, delle relazioni sociali fra i giovani adolescenti. Allora, con le chiusure che si sono patite lo scorso anno e in qualche modo anche le condizioni, diciamo, psicologica collettiva di timore, inquietudine dovuta alla pandemia, i giovani hanno subito una interruzione o comunque un indebolimento delle loro capacità relazionali. Pertanto, come si dice, molti di questi sono in qualche modo rivolti alla rete, dove, come alcuni neuropsichiatri e neurolinguisti ci dicono, nella rete i giovani, soprattutto nell'età fra i 13 e i 18 anni, in qualche modo trovano una specie di dark room globale, le loro identità si dissolvono. Abbiamo 5 scuole superiori della nostra città che hanno chiesto di aderire a questo progetto, che prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno su alcune classi selezionate, che
che poi aiuteranno a trarre le conclusioni e a proporre, diciamo, delle soluzioni che verranno poi presentate nelle singole assemblee di istituto e ci verrà data anche una relazione. Ci piacerebbe poi fare, se sarà possibile, riaprire gli incontri dei venerdì della salute nella nostra città in Sala Iace, dove presentare questi dati e soprattutto sperare di lanciare un messaggio di speranza e di recupero dei giovani verso una sana fisiologica capacità relazionale fra loro. Le famiglie udinesi in difficoltà potranno continuare a fruire delle agevolazioni introdotte dal Comune anche per il prossimo anno scolastico. Rimangono invariate le tariffe per accedere ai doposcuole, ai servizi appunto messi a disposizione dal Comune per i bambini della città. Certo, certamente rimangono invariate tutte le tariffe per il prossimo anno scolastico, sia per quanto riguarda i servizi di preaccoglienza, dopo scuola, gli asili nido, la ristorazione, i centri ricreativi estivi, quindi rimane tutto invariato e anche le agevolazioni previste negli anni precedenti che riguardano naturalmente le famiglie che hanno appartengono a una fascia di reddito bassa, ad esempio rimangono tutte le agevolazioni per quanto riguarda il doposcuola fino alla fascia dei 20.000 euro e per quanto riguarda i servizi nido fino ai 30.000 euro. Oltre a questo pagheranno a prezzo intero e anche per quanto riguarda la ristorazione fino ai 18.000 euro. Poi anche rimangono invariate le agevolazioni per le famiglie che hanno più di due o più figli, per cui pagheranno per quanto riguarda il nido, il servizio nido, una riduzione della retta per ciascun figlio del 15% e per quanto riguarda invece il doposcuola una riduzione, sempre per quanto riguarda i residenti, del 10%. Partita in Giardin Grande a Udine la Fiera di Santa Caterina, una 4 giorni in cui aggirarsi tra le bancarelle in cerca di un affare. Sono 4 i varchi dove esibire il Green Pass per poter accedere a una blindata piazza Primo Maggio, dove forze dell'ordine e vigilanti controllano che si mantengano le distanze e che si rispettino le norme anti-Covid. A Udine non è Santa Caterina se non ci sono disagi al traffico. Una storia che si ripete, della quale ci eravamo dimenticati, visto che lo scorso anno la tradizionale fiera che si tiene abitualmente in piazza Primo Maggio era stata soppressa a causa della pandemia. Qualche disagio alla viabilità era prevedibile, ma insomma questo accade in tutti gli anni in cui si è svolta la fiera di Santa Caterina, ma era un segnale che volevamo dare, un segnale di ripartenza, di positività, dopo il blocco causato dalla pandemia l'anno scorso. Una fiera richiesta a gran voce anche dagli operatori economici che dopo un anno e mezzo di grandissime difficoltà avevano il grande desiderio di partecipare a questa fiera, quindi se da un lato ci sono, come è normale che sia, dei disagi alla circolazione, in particolare la mattina quando tanti genitori in particolare vanno a lavorare o portano a scuola i loro bambini, d'altra parte con un segnale di ripresa seppur in sicurezza. Per evitare assembramenti e prevenire contagi, l'amministrazione comunale ha preso una serie di misure di sicurezza, tra le quali 4 varchi per controllare gli accessi. Nei varchi vengono effettuati i controlli sul Green Pass, quindi solo chi ha il Green Pass può accedere alla Fiera di Santa Caterina. Ci sono poi del personale, delle guardie giurate che oltre ad effettuare i controlli sul Green Pass ai varchi, effettuano anche un controllo all'interno della manifestazione, sia sul possesso del Green Pass, sia per sensibilizzare le persone a rispettare il distanziamento, l'utilizzo delle mascherine e quindi le regole che ormai da tanti mesi conosciamo. Gli ambulanti, meno di 200, sono quasi la metà di quelli che ogni anno erano presenti alla Fiera di Santa Caterina, ma il colpo d'occhio su piazza Primo Maggio fa tornare indietro nel tempo se non fosse per le persone che indossano la mascherina. Per i friulani è un momento di festa, per i commercianti è un'occasione per cercare di recuperare il tempo perduto, o meglio, gli introiti perduti a causa della pandemia. E tra le bancherelle c'è ancora chi ha fiato in gola per pubblicizzare pentole, tappeti magici, piatti e soprattutto le mandorle appena passate nello zucchero rovente. L'anno scorso la festa non è stata fatta a causa del coronavirus, quest'anno invece l'abbiamo fatta ed è un segnale
di attenzione nei confronti di coloro che sono venuti con le loro bancarelle, ma anche della gente che è molto affezionata a questa fiera che è antichissima. Stiamo parlando del 1400 e quindi sono tantissimi anni che si sta facendo festa, quindi quasi 600 anni che Udine ospita questo appuntamento. Questa che è diventata un'abitudine, una consuetudine per tanti cittadini udinesi e per tutti i friulani. Come vedete l'offerta merceologica è molto ampia e quindi qua uno può dilettarsi a fare acquisti, ma nel contempo anche a passeggiare e a socializzare, che è sempre una cosa importante di cui abbiamo estremamente bisogno. Dalla musica alla prosa, dalle rassegne corali alla danza. Sono un centinaio gli eventi che caratterizzeranno il Natale a Udine. La programmazione è arricchita da una serie di progetti articolati sia nel centro storico che nelle periferie, che hanno come tema le tradizioni natalizie in Friuli. A Udine sono oltre 100 gli eventi promossi dal Comune per animare la città lungo tutto il periodo dell'Avvento sino alla metà di gennaio. Il calendario messo a punto dall'Assessorato alla Cultura vede il contributo di enti e associazioni presenti sul territorio. Abbiamo fatto un avviso pubblico, un bando per raccogliere proposte, queste proposte sono state vagliate da una commissione, è stato accordato un finanziamento proposto dalla commissione, condiviso dalla Giunta e abbiamo la possibilità di offrire più di 100 appuntamenti, più di 100 eventi da qui fino alla metà del mese di gennaio più o meno, ecco, che animeranno non solo il centro storico ma anche tutti i quartieri. Sono iniziative proposte da associazioni culturali, dalle pro loco della città di Udine, dalle parrocchie della città di Udine. Vedete in copertina questa immagine che è un quadro di proprietà dei Civici Musei di Michele Di Ridolfo del Ghirlandaio, una natività. Il programma ha per titolo, abbiamo voluto metterlo appunto nella copertina di questo libricino, Natale a Udine, per dare un senso appunto al nostro programma che guarda al Natale, al significato profondo di una festività che è una festività religiosa. E con questo è tutto, ci vediamo la prossima settimana sempre con la rubrica Qui Udine.